Buongiorno a tutti, sono Claudio Bigatti. Oggi vediamo un attimino quelli che sono gli aspetti di riqualificazione inerenti alla parte soprattutto dell'efficienza energetica legata al terminale. Un po' di anni fa, 20-30 anni fa, in realtà c'è stata l'esplosione soprattutto con l'utilizzo dei terminali tipo radiatori, quindi passando dal ghisa soprattutto alla parte d'alluminio, a sistemi molto dinamici, molto reattivi, quindi sistemi che potevano essere utilizzati in modo dinamico, ma soprattutto con temperature molto elevate del fluido vettore. In questi anni poi, piano piano, dai primi sistemi radianti utilizzati si sono evoluti, sono uscite le normative, quindi i sistemi sono diventati sicuramente più efficienti e molto validi. Il problema è che in questo momento, per la tipologia di funzionamento che hanno questi sistemi, quindi definiti ad alta inerzia termica, sono sistemi che sono assolutamente poco dinamici, qui hanno delle inerzie termiche molto importanti, ma se andiamo a inserirli nel contesto architettonico di una riqualificazione, quindi in abitazioni molto spinte, capite che cominciano a nascere i problemi, soprattutto per gestire quelli che sono i transitori tipici delle nostre abitazioni. Sta succedendo un qualcosa di completamente diverso di quello che è successo negli ultimi anni, cioè alcuni progettisti, in questo caso della parte meccanica, stanno proponendo sistemi molto dinamici, stanno paradossalmente tornando ai sistemi tradizionali, quindi ai radiatori o sistemi molto dinamici, quali ad esempio i venticonvettori. Questo perché? Soprattutto per un motivo molto pratico e preciso. Questi terminali hanno una caratteristica sicuramente molto interessante rispetto ai sistemi di tipo radiante, quindi ad alta inerzia termica, che non hanno difettosità dovute al cantiere. Cosa significa? Io il radiatore, basta sapere, ma tutti lo abbiamo, le nostre schede tecniche, quindi in funzione della temperatura del salto termico noi abbiamo una potenza erogata dal nostro terminale. Il vantaggio è che se noi lo applichiamo in un contesto, quindi in un'abitazione, che il lavoro sia fatto perfettamente, quindi che il radiatore sia perfettamente squadro, piuttosto che una posa pressapochista, quindi dal punto di vista estetico, quel terminale, quella potenza lo rende oggi e lo rende domani. Negli impianti invece di tipo tradizionale, quindi dove c'è il massetto, la situazione è completamente diversa, perché spesso e volentieri vengono applicati sopra e a riempire quelli che sono i classici impianti meccanici, degli alleggeriti hanno ritiri idraulici importanti, non sono quasi mai stagiati, però il problema non esiste, perché? Perché poi arriva l'idraulico, posa l'impianto radiante, le tubazioni, arriva poi il massettista che posa o un sistema di tipo, un massetto di tipo consistenza terra umida o autovelante che sia, il risultato in opera è che abbiamo una superficie perfettamente lissa su cui poi il piastrellista può operare e può tranquillamente lavorare nelle condizioni ottimali. Il problema è che abbiamo dei massetti sopra l'estrarosso del tubo che hanno variazioni continue di spessori, quindi da una parte abbiamo 3 cm, dall'altra 4 cm, dall'altra 3 cm e mezzo. Questo significa avere resistenze termiche, impedenze termiche diverse e in buona sostanza quello che noi riusciamo a fare è a determinare dal punto di vista matematico, ma semplicemente in modo analitico, quelle che sono le potenze per unità di superficie del nostro sistema radiante. A differenza del radiatore, che possiamo definire esattamente quello che mi rende, un impianto tradizionale non potrà mai rendere esattamente quello che analiticamente il professionista ha dimensionato da questo punto di vista. Da lì abbiamo, poi lo vedremo nella fase finale dell'intervento, cercato di capire e cambiare completamente quelli che erano gli utilizzi di questi sistemi. In questo caso abbiamo analizzato tutto quello che era i componenti dei sistemi che conosciamo e abbiamo cercato poi di inserirli in un contesto di un contratto di ricerca con il CNR di Padova, quindi l'ITC, l'Istituto della Tecnica delle Costruzioni, e con un nostro partner tecnico che poi vedremo, che è la Keracol. E dal punto di vista della riqualificazione dell'edilizia scolastica,
in questi anni abbiamo affrontato diverse situazioni e generalmente quelle che erano le problematiche principali riscontrate sono fondamentalmente da un punto di vista degli spessori disponibili. Sicuramente quello che tendenzialmente va evitato è quella della demolizione delle pavimentazioni e dello smaltimento dei calcinacci, perché in prima fase hanno un costo, quindi sono costi. Da un certo punto di vista e spesso e volentieri le strutture sono decisamente vecchie e questo comporta anche problemi relativi alla gestione della sicurezza in cantiere, interventi anche solo di carrottaggi per verificare lo stato attuale delle solette. Si ritrova poi una situazione in cui se non si tocca nulla più o meno è accettabile, se si comincia a lavorare allora lì poi si comincia a vedere quello che non si dovrebbe vedere da questo punto di vista. L'altro discorso è il peso statico che grava sulle solette. Giustamente l'architetto Romano parlava dei soffitti radianti, da questo punto di vista i soffitti radianti aiutano perché un sistema tradizionale, quindi classico sistema con un massetto da 4-5 cm, ha una massa aerica che grava su quella che è la soletta, che va da almeno dai 90 ai 120-130 kg a metro quadro. Quindi avere dei sistemi in riqualificazione con un peso statico decisamente ridotto sicuramente può essere un vantaggio. E l'altro aspetto, ne ho parlato più di una volta negli interventi precedenti, i tempi di cantiere e riutilizzo della struttura. Più sono brevi e più abbiamo la possibilità di fare gli interventi anche nei tempi di chiusura, soprattutto di quelle che sono le abitazioni, in questo caso le scuole. I vantaggi di utilizzare un impianto radiante dell'edilizia scolastica sono molto simili a quelli sicuramente legati all'edilizia tradizionale, quindi igiene, salubrità e facilità di pulizia. L'assenza di correnti d'aria, sicuramente non utilizzare sistemi convettivi dà comunque un gradiente termico all'interno della nostra abitazione che è decisamente più interessante, quindi abbiamo il classico benessere termico da questo punto di vista. La silenziosità, il sistema radiante, ma lo conosciamo benissimo, è un sistema poco invasivo, quindi assolutamente poco rumoroso, perché di fatto se non si viene poi a utilizzare un sistema come vedremo poi in riscaldamento e raffrescamento non c'è assolutamente movimentazione d'aria. E come vedremo anche il discorso del riscaldamento e raffrescamento. Il sistema radiante è per antonomasia un sistema reversibile, quindi semplicemente invertendo quelli che sono le temperature dimandate dall'impianto posso fare il riscaldamento e il raffrescamento. Questo è un vantaggio grosso perché, come dicevamo prima, l'Italia per fortuna è stretta e lunga e da Bolzano piuttosto che in Sicilia le condizioni climatiche sono completamente diverse, quindi carichi termici completamente diversi, completamente sfavoriti da una parte in inverno e dalla parte in regime estivo. Quindi il sistema può essere in modo anche abbastanza facile ma soprattutto efficace gestito sia per il regime invernale che per il regime estivo. Tornando poi alle scuole, sicuramente superfici libere e ampie, togliamo tutti quelli che sono i terminali, anche le problematiche relative a quelle che sono, come dicevamo prima nell'intervento precedente, anche le situazioni di vandalismo. Se non ce l'ho più i radiatori o non ho più i fan coil, sicuramente c'è poco da andare a rovinare da questo punto di vista. Nessun ingombro potenzialmente pericoloso, anche in questo caso soprattutto se parliamo di edilizia scolastica piuttosto legata alle asili nido piuttosto che alle scuole dell'infanzia, sicuramente meno strutture verticali che vengono inserite all'interno della nostra struttura sicuramente sono un vantaggio. Superfici confortevoli, ad esempio per gattonare e camminare, quindi la sensazione anche in inverno di non avere pavimentazioni fredde sicuramente potrebbe aiutare da questo punto di vista. Comonas cos'è? Non è altro che un sistema innovativo, in questo caso un classico impianto radiante, con delle eccellenti proprietà termiche e meccaniche, sistema con stratigrafia certa e soprattutto ripetibile, a differenza dei sistemi, come dicevo prima, a Dumino, quindi classici in opera, in cantiere, la stratigrafia è certa, ha sempre la stessa stratigrafia e di conseguenza chiunque vada a operare nel cantiere ha sicuramente la capacità di realizzare la stessa stratigrafia e di conseguenza
ha esattamente gli stessi dati matematici per fare la progettazione in opera dal punto di vista termico. Materie prime di alta qualità e grande resa meccanica. Perché grande resa meccanica? Perché il problema grosso, soprattutto quando andiamo a fare la riqualificazione, come dicevamo prima, sono gli spessori e gli ingombri ridotti. Il problema è che quando io vado a ridurre gli spessori e soprattutto sono in situazioni, ad esempio sollette, strutture portanti che flettono parecchio, il sistema va in crisi. Questo perché? Perché la normativa, ad esempio la 1264, che è la normativa di riferimento per gli impianti irradianti, dicono una cosa molto semplice: il massetto sopra l'estradosso del tubo deve essere almeno 3 cm, ma non dice quanto più di quei 3 cm. Meno di 3 cm non puoi andare perché il massetto degli impianti irradianti è un massetto sì termico, ma fondamentalmente diventa un massetto di tipo strutturale, quindi armato, perché deve sostenere i carichi statici che gravano sulla soletta, quindi sui pavimenti da questo punto di vista. Il partner tecnico è la Keracol, poi lo vedremo nello specifico. Con loro siamo partiti con una base dei prodotti, in questo caso sintetici, che ci danno e ci davano all'epoca della fase di ricerca, in questo momento siamo alla fase, diciamo, applicativa, quelle che sono le condizioni a cui volevamo arrivare, quindi termica ma soprattutto meccanica. Come dicevo, con l'Istituto per la tecnologia delle costruzioni, quindi il CNR, invece abbiamo valutato tutti quelli che erano le caratteristiche del sistema in regime stazionario, ma soprattutto in regime dinamico da questo punto di vista. Molto velocemente il sistema è quello che vedete, è un sistema pensato soprattutto per essere applicato direttamente sulle pavimentazioni esistenti, questo per una serie di vantaggi che poi vedremo nello specifico. Quindi è una lastra, in questo caso, di pannello DPS a basso spessore, sono 18 mm ad alta resistenza, quindi sono 250 kPa, quindi DPS 50, le tubazioni allegate in multistrato da 12,3 mm, in questo caso lo spessore totale con quella che è la rasatura e collante Comelast di soli 2 cm e 2. Sopra poi c'è il classico rivestimento, sopra quella che vedete che è la pavimentazione esistente. Vediamo un po' una serie di vantaggi di utilizzare un sistema innovativo come Comelast, l'applicabile direttamente sulla pavimentazione o su sottofondo esistente. Come dicevamo, non demolire la struttura, la pavimentazione esistente è un qualcosa di estremamente interessante, risparmiamo un sacco di soldi e poi conteniamo, soprattutto riduciamo quelli che sono i tempi di riutilizzo della struttura. Il pannello è un pannello che ha un fondo completamente adesivo, quindi c'è una pellicola che si toglie in opera e il pannello aderisce perfettamente a quelli che sono i sottofondi esistenti. Siccome i sottofondi esistenti esistono di non so quante tipologie, in questo caso con Keracol abbiamo inserito, abbiamo valutato e abbiamo caratterizzato una serie di prodotti che vanno dal primer ai consolidanti da utilizzare su quasi tutte le tipologie di pannello. In linea di massima il sistema può essere applicabile tranquillamente su quelle che sono le pavimentazioni esistenti, quindi il classico gresso, il porcellanato, le piastrelle di tutte le tipologie, sul parquet esistente o nel caso in cui esistono i solai in legno e il classico massetto cementizio. Quindi nessuna demorazione, opere accessorie, riduzione dei tempi e dei costi di intervento. Come anticipato prima, lo spessore del sistema è di soli 2 cm e 2 ed è fondamentalmente lo spessore del pannello, quindi 18 mm, più una rasatura di questo prodotto innovativo che tendenzialmente non supera i 3 mm, ma è in funzione della tipologia di prodotto che poi si va ad applicare. L'altro aspetto decisamente interessante su quelle che sono le strutturazioni, soprattutto in contesti architettonici piuttosto datati, è, come vedete, il valore del peso statico. Il sistema compreso di pannello, tubazioni, acqua in circolazione più la rasatura, io ho messo 10 kg, ma è tendenzialmente anche molto meno. Quindi capite che l'intervento e l'approccio anche dal punto di vista della sicurezza e della qualità dell'intervento sicuramente è un qualcosa di estremamente vantaggioso da questo punto di vista.
Qui forse arriva la parte più interessante: resistenza e flessibilità, eccellenti proprietà termiche e meccaniche. Come dicevamo prima, un sistema è pensato ed è stato realizzato e studiato per essere più possibile flessibile. Può essere tranquillamente applicato ai solai in legno, ai solai in ferro o comunque a tutti quei solai che generalmente sono soggetti a elevate flessioni. Come dicevamo prima, dal punto di vista meccanico, un sistema di questo tipo, essendo molto flessibile, ti dà la possibilità di intervenire senza nessunissima tipologia e nessunissima problematica. Addirittura, ad esempio con la posa delle piastrelle, utilizzando degli stucchi, classiche fughe per fugare la pavimentazione molto elastiche, si riescono a ottenere dei risultati in opera decisamente interessanti. Il sistema, legato poi alla parte del rasante e del collante sviluppato da Keracol, ha la capacità di distribuire le tensioni, assorbe i carichi dinamici, ha una massima deformabilità, poi lo vedremo nello specifico, e il grosso vantaggio dal punto di vista soprattutto architettonico è che con il sistema Commonast c'è la possibilità, secondo e valutando una serie di stratigrafie, di fare pavimentazioni senza soluzione di continuità, quindi senza giunti, fino anche a 250 metri quadri. Quindi classica piastrella da 30x30, 40x40, su una sezione ad esempio molto ampia come questa, può essere posato senza nessun giunto da questo punto di vista. Una resistenza alla compressione molto elevata, perché la resistenza alla compressione al 10% dello schiacciamento di 250 kPa, come dicevamo, e spesso e volentieri una struttura così, diciamo con gli spessori ridotti, dà un certo senso di quasi una certa paura che poi il sistema si sfondi. Vi posso garantire che dal punto di vista soprattutto delle forze, abbiamo fatto un paio di valutazioni anche in questo caso dinamiche, per dire un sistema di questo tipo è in grado di sopportare tranquillamente il peso di una stufa da 500 kg che grava unicamente su un piedino da 1 cm per 1 cm sulla carlita da 3 mm. Quindi è un sistema assolutamente da questo punto di vista valido ed efficiente. Riduzione dei tempi di posa, nelle ristrutturazioni sicuramente e parzialmente anche in quelle che sono diciamo le nuove costruzioni. Però la parte decisamente interessante è quella della logistica del cantiere. Noi siamo abituati a vedere i nostri cantieri e pensate ad esempio a una scuola da 1000 metri quadri, utilizzando un sistema, in questo caso non a secco ma ad esempio ad umido, ai valori e ai massetti autolivellanti in opera che superano anche 50-60 mila kg in cantiere. Un sistema di questo tipo non prevede assolutamente quelli che sono i massetti, quindi da un certo punto di vista non silos, nessune pompe, no sacchi, è un prodotto che viene confezionato in secchi da 10 kg e la parte interessante è la quantità per metro quadro di prodotto utilizzato, che tendenzialmente non supera i 6 kg al metro quadro. Quindi se noi abbiamo una scuola da 1000 metri, il prodotto è decisamente 6.000 kg di prodotto, contro, come dicevamo prima, i 50, i 60.000 kg di prodotto, diciamo, da miscelare poi tipo autolivellanti, che necessariamente devono avere i loro silos, devono avere una struttura. Pensate però a un sistema di questo tipo in una situazione, ad esempio nei centri storici, dove è difficile posare il silo, dove è difficile demolire, dove è quasi impossibile richiedere diciamo, il permesso anche solo di fare degli interventi da questo punto di vista. Nello specifico il sistema Commonast fondamentalmente sono 3 passi. Quindi la pavimentazione esistente deve essere necessariamente verificata, cioè il piano d'appoggio deve essere soprattutto importante, ma quello è abbastanza scontato, non deve avere parti friabili, quindi deve essere possibilmente anche pretrattato, in modo tale che il pannello venga appoggiato e quindi incollato e vada in aderenza perfetta su quella che è la pavimentazione, quindi il supporto, lo stato di supporto esistente. Il pannello poi
ha gli incastri a coda di rondine, quindi è un sistema di incastro che ti permette di avere comunque una finitura una volta posata il pannello, senza soluzione di continuità, quindi senza il più possibile planare, quindi questo aiuta poi nella fase di posa che vedremo. Viene normalmente steso quelle che sono le tubazioni, in questo caso come dicevamo tubazioni in multistrato col diametro di 12 x 1,3 mm, e da qui viene l'innovazione, cioè col sistema Comalas tutto quello che era gestito dal massettista, quindi consistenza terra umida piuttosto che massetti di tipo autilivellante, viene eliminato. Quindi subito dopo la posa dell'installatore, quindi dell'idraulico, arriva il piastrellista rasa il sistema e contestualmente alla rasatura del sistema avviene la posa fresco su fresco del rivestimento. Quindi è un sistema estremamente rapido, veloce, per le caratteristiche del prodotto utilizzato, addirittura dopo 4 ore dalla posa delle piastrelle potrebbe tranquillamente essere stuccato. Quindi è un sistema velocissimo, ti dà la possibilità di gestire in modo veramente efficace l'intervento di riqualificazione, in questo caso per gli impianti meccanici con gli impianti iradanti, a zone. Ti permette di utilizzare quella stanza, spostare quelli che sono gli arredi, spostarli nella stanza accanto, intervenire in quella stanza, il giorno dopo 2 giorni al massimo, si possono tranquillamente spostare gli arredi da una parte, portarli nella parte riqualificata e proseguire su quelle che sono le fasi da riqualificare. Quindi da questo punto di vista è un passaggio sicuramente molto importante, è un sistema sicuramente innovativo. Entrando nella particolarità, come vi dicevo, il nostro partner tecnico è Keracol. Il rasante collante è un altro che è un prodotto sintetico ma di basso impatto ambientale formulato con materie prime organiche esenti da solventi. Assicura un uso più sicuro in cantiere perché è assolutamente non tossico e non pericoloso, ma come dicevo prima la caratteristica principale è quella di allungarsi fino al 25% senza snervarsi e senza rompersi. Questo è il motivo per cui il sistema è molto elastico e quindi si addice in applicazioni piuttosto severe dal punto di vista della flessione. Cosa può incollare? È un prodotto universale, considerate che la base di partenza è un prodotto utilizzato per la posa di piastrelle di grandi e grandissimi formati di qualsiasi tipo, cioè tipologia ad esempio del grass piuttosto che il clinker, piuttosto che il cotto. È assolutamente indicato per quelle che sono le lastre a basso spessore, che sempre più, magari non tanto nell'edilizia scolastica, ma diciamo nell'edilizia residenziale, vengono utilizzate. Molto molto interessante l'applicazione di marmi e pietre naturali, che sono soggetti e facilmente macchiabili per quello che è l'assorbimento dell'acqua. Il prodotto fa una barriera totale, un impermeabilizzante totale all'acqua, quindi è un sistema decisamente performante anche da questo punto di vista. Il parquet di tipo prefinito, siamo in fase di testing, e anche i pavimenti di tipo continui, tipo le resine. Keracol ha una divisione che è la Keracol House Building, adesso a memoria non mi viene, che sono specializzati in tutti quelli che sono i pavimenti continui e le pavimentazioni in legno. Con loro stiamo testando, ma non in laboratorio, stiamo testando fisicamente in opera, quindi con dei progetti pilota, i reali vantaggi di questo sistema con queste tipologie di rivestimento. Il parquet perché? Perché il parquet è piuttosto difficile da prendere in considerazione, perché sapete benissimo che il parquet ha una diversità, cioè non è un sistema isotropo, il grass che lo faccia Pippo, Caio o Sempronio è un sistema completamente identico.
In legno ci sono essenze completamente diverse, ci sono situazioni diverse, quindi vanno necessariamente valutate e vanno poi testate. Sicuramente, e qui lo diciamo in modo abbastanza, per un momento abbastanza tranquillo, il classico palché di tipo massello, quindi posato e levigato in opera e finito, lo escluderei, perché ci sono delle tensioni, ci sono delle situazioni che poco si addicono a questo sistema. Mentre il sistema prefinito, i classici prefiniti, dai test fatti, adesso poi aspettiamo tutti i dati scientifici da questo punto di vista, ma assolutamente non c'è nessunissimo problema. Il problema è più un approccio mentale ai palchettisti, perché sono stati abituati a utilizzare una colla completamente diversa e di conseguenza è più una questione mentale loro che dal punto di vista della meccanica e della capacità di incollare queste tipologie di rivestimento. Lo stesso discorso le resine, anche se sicuramente non vengono utilizzate in edilizia scolastica perché hanno dei costi esagerati. La normativa, la N12002, fa riferimento in questo caso solo ai collanti di tipo cementizio. Quelli in classe S2 sono quelli che hanno una deformazione trasversale che va dai 5 mm al massimo. Questo sistema, quindi il prodotto realizzato da Keracol, è 10 volte più deformabile, quindi con deformabilità superiore ai 50 mm da questo punto di vista. Abbiamo cercato anche di migliorare dal punto di vista acustico, sicuramente se ne parlava prima, il principio massa molla massa, qui abbiamo una massa decisamente inferiore, però abbiamo, se si vuole, anche dei valori sicuramente interessanti. C'è la possibilità, ma ad esempio nella ricollevazione scolastica la vedo piuttosto difficile, di utilizzare dei moduli in alternativa, quindi in sostituzione a quelli che sono i radiatori, in modo tale da essere più veloci possibile e fare il meno opere accessorie all'interno dell'ambiente. Col CNR abbiamo valutato il nostro sistema in regime soprattutto dinamico transitorio. Cosa significa? Significa che dal punto di vista del funzionamento questo sistema è un sistema altamente dinamico, è un sistema che è equiparato nel funzionamento a un classico sistema a radiatori, con la differenza che ha temperature dimandate decisamente basse. L'analisi energetica dei transitori, sistema a basso spessore, quindi minore massa superficiale. Sistema a spessore controllato, come dicevamo prima, miglior controllo delle tolleranze. Se io ho una ripetibilità in cantiere tutte le volte che vado a eseguire l'impianto, avrò la certezza matematica di avere valori che sono precisi e matematici. Sistema con salto termico ridotto. I vantaggi principali quali sono? Migliore risposta intrinseca del sistema alle variazioni di carico, quindi è un sistema con bassissima inerzia termica, molto dinamico. Migliore funzionamento della regolazione e gestione dei transitori. Il problema che si accennava poi nei primi interventi dei pendolamenti e soprattutto dei transitori non controllabili. Con questo sistema invece sono assolutamente controllabili. Se abbiamo poi una regolazione climatica che lavora predeterminando quelli che sono i carichi all'interno delle abitazioni, il sistema risponde in un modo molto equilibrato e veloce. Temperature demandate molto più basse. Questo significa soprattutto in rapporto all'utilizzo ad esempio di pompe di calore un aumento del COP delle macchine. Vedete di sopra e dalla parte bassa l'andamento dei transitori con un sistema di tipo tradizionale rispetto al sistema Comelast, è di circa 6 volte più veloce. La parte sinistra è il sistema tradizionale, la parte destra è il sistema Comelast. Vedete la capacità di andare a regime molto, molto maggiore del sistema Comelast. Il transitorio, tanto per dirvi, con temperatura dimandata a 30 gradi, ha una costante di tempo di solo 30 minuti, con temperatura di 30 gradi che a 30 gradi è decisamente basso. Con un dimensionamento non ad hoc per il regime transitorio, ma da normativa, solo il sistema Comelast riesce a gestire, a centrare la temperatura di set point più o meno 20 gradi più o meno 2 per tutta la stagione di riscaldamento. Per il circa il 90% della simulazione fatta, il sistema Comelast riesce a garantire quelli che sono i transitori e le temperature di efficienza e di comfort all'interno dell'ambiente, contro il 57% del sistema standard, quindi quello con i massetti per intendere, c'è un sistema ribassato.
E in questo caso per avvicinare le curve di distribuzione di frequenza della temperatura occorre incrementare notevolmente quella che è la temperatura demandata nei sistemi tradizionali. Per lavorare similmente a un sistema Comalas bisogna aumentare sensibilmente le temperature demandate anche di quasi 10 gradi. E lo stesso discorso è riferito agli spegnimenti, perché le curve di temperatura superiore a quelli set point indicano una tendenza al nostro sistema a essere piuttosto lento anche a spegnersi, di conseguenza aumentano i transitori, aumentano quelli che sono i carichi all'interno dell'abitazione, quindi quelle famose temperature sopra il set point impostato. L'ultimissima cosa, a parità distribuzione di frequenza della temperatura di mandato, ovvero stesse ore di comfort nel periodo di riscaldamento, il sistema Comalas funziona con temperature più moderate e gestisce i transitori erogando potenza pur limitando i salti termici. Quindi ha un'elevata reattività del massetto bilanciato con l'effetto dell'accumulo radiante. L'ultimissima cosa, e poi finito davvero, vedete dal punto di vista della stratigrafia, mi ha fatto una simulazione termocabile su quello che è la parte alta, il sistema Comalast, e la parte bassa è un sistema ribassato con passo 15. Vedete che al di là del tempo, la prima è stata fatta alle 13:12, 13:22, 13:32, quindi in soli 20 minuti c'è un aumento molto importante della temperatura, ma quello che viene, l'approccio significativo alla tecnica è l'uniformità di distribuzione e l'efficienza del sistema stesso. La parte sotto è decisamente meno efficace. L'ultima cosa, il sistema Comalast è un marchio registrato e è un sistema brevettato, quindi da un certo punto di vista ne siamo orgogliosi. Vi ringrazio per l'attenzione.